Si è celebrata oggi all'Istituto Martin Luther King di Favara la giornata nazionale del ricordo e della memoria per non dimenticare le vittime delle foibe. Presso la caserma Angelone della Polizia di Stato di Agrigento è stato ricordato il sacrificio del funzionario di polizia Giovanni Palatucci, deportato a Dachau per il suo impegno verso la popolazione di Fiume. Vasta operazione di controllo del territorio da parte dei carabinieri di Canicattì, attivato un progetto presso la caserma di Agrigento di cardioprotezione con il personale dipendente dell'Arma. Presentate a Milano le offerte turistiche del nostro territorio, presente l'assessore agrigentino al territorio e ambiente Giussi Savarino, per promuovere i parchi e le riserve naturali della Sicilia. Si è tenuto a Canicattì il primo congresso cittadino di Fratelli d'Italia, Giancarlo Granata eletto coordinatore del partito. Gli studenti dell'Istituto ITET Leonardo Sciascia di Agrigento, in visita all'Associazione Volontari di Strada, sono stati volontari per un giorno. Racalmuto Cardioprotetta ha donato un defibrillatore dall'Associazione Carusi nel corso di un convegno che si è svolto presso la Fondazione Sciascia. Inaugurata a Grotte la Casa d'Arte di Pina Mazzara con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale. Ancora una sconfitta per l'Acragas in trasferta a Scafati, la Castrum Favara porta a casa un pareggio con il Paternò in casa. Buongiorno, benvenuti al nostro appuntamento di oggi 10 febbraio lunedì. Si è svolta stamani a Favara presso l'Istituto Martin Luther King la manifestazione nazionale del giorno del ricordo per non dimenticare le foibe, giunto alla sua 12ª edizione. Ha seguito per noi l'evento il collega Giuseppe Moscato. Anche a Favara, nel liceo Martin Luther King, si celebra la giornata del ricordo. Questa importante ricorrenza che ormai da diversi anni ha l'ufficialità in tutta Italia per ricordare le vittime delle foibe e tutto quello che è successo nel nord-est dell'Italia subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ad organizzare questo importante incontro con le scuole, ma anche con le istituzioni e l'associazione Penna Sottile, per lanciare il messaggio che non ci sono vittime di serie A o di serie B o di colore diverso. Oggi la scuola partecipe, le istituzioni ci sono, ma sentiamo le impressioni dei protagonisti. È una data fondamentale per tutta la nazione, quindi noi anche qui nella provincia di Agrigento vogliamo celebrare la giornata del 10 febbraio, che è una giornata che dobbiamo ricordare non solamente per le vittime, che sono state numerosissime, la dobbiamo ricordare perché dobbiamo lasciare ai nostri ragazzi, alle giovani generazioni, un messaggio forte che oggi deve essere indirizzato a bandire l'odio e qualsiasi discriminazione razziale. Questo è il messaggio che io oggi voglio lanciare ai ragazzi nel momento in cui prenderò la parola all'inizio del convegno. Abbiamo celebrato proprio qualche oretta fa la figura anche di Giovanni Palatucci presso la questura. Anche lui è un eroe che deve essere seguito non solamente perché ha dato un esempio formidabile immolando la propria vita, ma perché è stato un personaggio della nostra storia e la storia, secondo me, deve essere sicuramente seguita dai nostri ragazzi. Oggi è un momento importante per il liceo Martin Luther King, ma per tutte le scuole di Favara. A livello provinciale infatti ricordiamo il giorno del ricordo, è sicuramente un momento di grande importanza per ribadire ai nostri alunni che la storia deve essere non solo studiata sui libri, ma deve essere veramente rivissuta criticamente. Ecco perché l'importanza della documentazione, l'importanza di capire il perché degli eventi è alla base di tutte le attività formative che riguardano il curriculum di storia, ma trasversalmente ovviamente tutte le discipline. Qual è il messaggio di oggi? Il messaggio di oggi è che bisogna veramente dire no ad ogni forma di intolleranza e dire sì invece. È un percorso di pace, di condivisione
visione di un'Europa unita. Finalmente dopo 20 anni, da un paio di anni si sta cominciando a parlare nelle scuole, la stampa, ne parla chiunque, perché effettivamente è un periodo che deve essere ricordato, se non vogliamo, appunto, come dicevo poco fa, che la storia questa terribile si ripeta. Questa mattina all'incontro con le autorità, ma soprattutto con gli studenti. Non è la prima volta che lo facciamo, perché noi è da 12 anni che facciamo il giorno della memoria e del ricordo, proprio per fare capire agli studenti, coinvolgendo proprio gli studenti, proprio per fare capire alle scolaresche che non ci sono vittime di serie A e vittime di serie B, ma le vittime hanno un solo colore e hanno una sola definizione, vittime. Per cui noi l'abbiamo messa assieme, il giorno del ricordo, la memoria del giorno del ricordo, e per onorare le vittime di qualunque ideologia fossero stati o per qualunque motivo fossero morti. E questo è il messaggio della giornata di oggi. Infatti, questa è la 12ª edizione e ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto, che ha voluto essere parte determinante nell'organizzazione di questa 12ª edizione, che l'abbiamo proprio inserita nel giorno del ricordo, proprio per dimostrare che non c'è discriminazione tra le vittime fra di loro. E si è celebrata oggi la cerimonia commemorativa in ricordo del sacrificio del valoroso funzionario di polizia Giovanni Palatucci, ex questore reggente di Fiume, riconosciuto giusto tra le nazioni. L'evento presso la caserma Angeloni di Agrigento. Si è celebrata oggi la cerimonia commemorativa in ricordo del sacrificio del valoroso funzionario di polizia Giovanni Palatucci, già questore reggente di Fiume, riconosciuto giusto tra le nazioni, che in data 10 febbraio del 1945 perse la vita dopo essere stato deportato presso il campo di concentramento di Dachau, visto il suo impegno in favore della popolazione italiana ed ebraica della città di Fiume. La cerimonia, con la deposizione di un mazzo di fiori ai piedi della targa commemorativa, si è svolta stamani nel piazzale della caserma della Polizia di Stato Domenico Angelone, con la presenza del signor prefetto di Agrigento Caccamo e del vicario del questore Mossuto, che ha illustrato la vita dando ampio risalto all'operato del funzionario a favore degli oltre 5.000 ebrei che riuscì a mettere in salvo dalle leggi razziali. Ecco, un ricordo su Palatucci, un vostro collega, oggi in una giornata, diciamo, simbolica anche per quello per la ricorrenza che ha. Sì, oggi è una giornata importante perché ricordiamo il nostro questore Palatucci. La memoria è valore, vita, è riconoscenza, gratitudine ed è stimolo verso ciascuno di noi per continuare la nostra azione nel ricordo dei colleghi che sono caduti per una causa giusta, e loro devono rappresentare per noi il faro, la stella polare che deve ispirare la nostra azione nelle azioni quotidiane. Più tardi saremo impegnati in una scuola che è, diciamo, la sede fondamentale per divulgare questi valori. La scuola, come la famiglia, è il nucleo fondamentale dove si forma la personalità di un individuo, quindi parlare di certi valori, di certi principi alle giovani generazioni è fondamentale, secondo il mio punto di vista. Il ricordo di Palatucci, ma il ricordo di tutte le vittime, perché il 10 febbraio è il giorno del ricordo. Dobbiamo tutti quanti essere presenti a questo momento. Oggi, come diceva poc'anzi il vicario del questore, ci recheremo in un comune della provincia proprio perché la nostra presenza deve essere abbastanza capillare. In questi momenti dobbiamo non solo ricordare, ma rappresentare le istituzioni nel territorio e soprattutto mandare messaggi alle giovani generazioni. I messaggi devono essere quelli
pace, di fratellanza e soprattutto ecco, di mettere da parte ogni forma di odio, sia razziale sia di pensiero. Ecco, questo è il messaggio che noi vogliamo lanciare in questa giornata, come ha detto lei, molto molto importante, non solo simbolica, ma diamo segnali tangibili sul territorio. Sicurezza stradale, controllo straordinario dei carabinieri nel fine settimana nel territorio di Canicattì, servizio. Nell'ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, i carabinieri della compagnia di Canicattì hanno svolto un servizio straordinario nelle ore serali e notturne del fine settimana, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza. Nel corso delle operazioni sono state identificate 142 persone, controllate 53 autovetture, con la contestazione di violazione al codice della strada per un valore di 627 euro. Tra queste, tramite sottoposizione all'alcol test di diversi conducenti, è stata riscontrata la positività di un automobilista con un tasso alcolemico pari a 0,6, determinando l'applicazione di una sanzione amministrativa e il ritiro immediato della patente di guida. L'attività dell'Arma si inserisce nel più ampio impegno dei carabinieri per garantire la sicurezza stradale, specialmente nelle ore serali del fine settimana, quando il rischio di incidenti legati all'abuso di alcol alla guida è maggiore. Ogni anno, infatti, l'abuso di sostanze alcoliche rappresenta una delle principali cause dei sinistri stradali, con conseguenze spesso tragiche. È fondamentale che ogni conducente prenda coscienza della propria responsabilità alla guida, evitando comportamenti che possono mettere a rischio la propria vita e quella degli altri. I controlli continueranno anche nei prossimi weekend, a conferma della costante attenzione delle forze dell'ordine per la tutela dei cittadini. La scorsa settimana, presso i locali del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, si sono svolti, nell'ambito di un progetto di cardioprotezione attivato in favore del personale dipendente, i corsi per operatore BLSD organizzati dal direttore del Dipartimento di Emergenza dell'ASP di Agrigento, Gerlando Fiorica, con gli anestesisti e rianimatori dell'ospedale, dottor Occhipinti, Lo Piccolo, Mirasole, e la collaborazione dei volontari dell'associazione GISE presieduta da Sandro Bennici e i volontari Anita Ferraro e Angelo Bennici. L'iniziativa è finalizzata all'attivazione di sinergie istituzionali nelle campagne di prevenzione sulla salute e ha permesso di formare nelle tecniche di primo concorso per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico 80 militari operanti nei vari reparti della provincia, con la finalità di incrementare il bagaglio di competenze professionali ed elevare il servizio per la collettività. E l'assessore al territorio e ambiente Giusy Savarino, presente alla BIT a Milano, ha presentato i parchi e le riserve di Sicilia più attraenti per promuovere la fruizione sostenibile. Il governo Schifani ha deciso di promuovere il turismo in Sicilia, in particolare nell'ottica della destagionalizzazione delle presenze. Con la collega Elvira Amato stiamo lavorando in sinergia affinché l'offerta turistica sia la più variegata possibile durante tutto il corso dell'anno. Sentiamo l'assessore agrigentino Giusy Savarino, presente alla BIT. Con il governo Schifani abbiamo deciso di destagionalizzare il turismo e quindi insieme alla collega Elvira Amata stiamo lavorando perché l'offerta turistica sia più variegata possibile durante tutto l'anno. Io, come assessore regionale al territorio e ambiente, apro le nostre bellezze naturali, i nostri parchi, le nostre 75 riserve, i nostri geositi, i geoparchi UNESCO. Abbiamo una potenzialità enorme di bellezze, di aree protette, di boschi vetusti, di possibilità di stare sul mare o anche in montagna, di poter sciare guardando il mare che solo la Sicilia può offrire. Alcuni dei costumi scenici usati nell'ultimo film di Ficarra e Picone, L'Abbaglio, che ha visto anche la partecipazione straordinaria di Toni Servillo, sono stati donati al Museo del Tricolore di Comitini. Ce ne parla meglio Margherita Trupiano. Alcuni costumi garibaldini utilizzati dagli attori per la realizzazione dell'Abbaglio, l'ultimo film di Ficarra e Picone,
con la partecipazione di Tony Servillo, sono stati donati al Museo del Tricolore di Comitini. Il nostro museo, dice il sindaco Luigi Nigrelli, si arricchisce di nuove testimonianze per offrire al visitatore una descrizione più attendibile del periodo storico risorgimentale. Siamo grati al produttore cinematografico Angelo Barbagallo per la donazione e speriamo di poterlo ospitare a Comitini insieme a Salvo Ficarra e Valentino Picone, che ci hanno aiutato tantissimo a raggiungere questo obiettivo. Il Museo del Tricolore è stato inaugurato lo scorso 4 novembre. Pochi giorni fa è stato raccontato dalle telecamere della RAI nel corso di una lunga diretta. Nei prossimi giorni, dice ancora il sindaco Nigrelli, il museo si arricchirà di una medaglia d'argento conferita ai partecipanti alla guerra d'indipendenza. Il museo si avvale di un comitato scientifico composto, oltre che dal sindaco, da Nino Contino, Benedetto Raneri, Salvatore Parello e Alfonso Bugea. In Sicilia, per eleggere il presidente e i consiglieri provinciali si voterà domenica 27 aprile. I cittadini non si recheranno alle urne, si tratta infatti di elezioni indirette di secondo livello, ovvero votano solo i sindaci e i consiglieri di ciascun comune, compreso nella provincia di riferimento. Al momento quindi è stato accantonato il tentativo di ripristinare l'elezione diretta degli organi intermedi tra la regione e i comuni. E si è tenuto ieri a Canicattì il primo congresso cittadino di Fratelli d'Italia, un evento che ha visto la presenza del presidente provinciale di Fratelli d'Italia Adriano Barba e dell'europarlamentare Ruggero Razza e numerosi tesserati e simpatizzanti. Nel corso dell'assemblea, caratterizzata da grande entusiasmo e molto partecipata, il canicattinese Giancarlo Granata è stato eletto coordinatore cittadino del partito. Granata, figura di spicco della politica locale e membro del direttivo provinciale di Fratelli d'Italia, vanta un'importante esperienza istituzionale, essendo stato in passato anche deputato all'Assemblea regionale siciliana. Granata ha rivolto il sentito ringraziamento ai consiglieri, agli iscritti e agli amici che mi hanno sempre sostenuti. Dedico questo risultato al mio amato papà, uomo di grandi valori, uomo di destra che nel lontano 1994 assecondò la mia passione permettendomi di essere eletto al Consiglio provinciale con Alleanza Nazionale, una storia di valori e di famiglia che continua. Un grazie a tutti per la fiducia accordatami. Volontari per un giorno, protagoniste le 2 classi dell'ITET Leonardo Sciascia di Agrigento in visita nella sede dell'Associazione dei Volontari di Strada, il servizio. Volontari per un giorno, protagonisti gli studenti delle classi prima e seconda sezione B dell'Istituto Tecnico Economico Leonardo Sciascia di Agrigento, diretto dalla professoressa Milena Siracusa, che hanno visitato la sede dei volontari di strada. Ai ragazzi accompagnati dai docenti Giacomo Daina, Rosanna Di Bartolo, Lidia Callari e Giuseppe Burgio, la presidente Anna Marino ha presentato la storia ventennale dell'Associazione Volontari di Strada, illustrando le tante attività svolte all'insegna della solidarietà e dell'assistenza alle oltre 300 famiglie agrigentine in difficoltà. La visita degli studenti è coincisa con un doppio appuntamento, la distribuzione della spesa agli assistiti e la raccolta di farmaci nell'ambito della giornata nazionale promossa dal Banco Farmaceutico. In entrambi i momenti i ragazzi in maniera spontanea hanno dato un fattivo contributo assistendo alle varie operazioni. Ringraziamo la dirigente scolastica, i docenti e soprattutto i ragazzi, ha sottolineato la responsabile dell'associazione Anna Marino, per la gradita visita della nostra sede. È stato bello vedere i ragazzi impegnarsi nella distribuzione dei sacchetti della spesa ai nostri assistiti, ma anche i docenti alle prese con la sistemazione degli abiti, un modo per i ragazzi per toccare con mano la triste realtà della povertà, dell'emarginazione sociale, sempre più radicata nella nostra città. Una lezione di educazione civica sul campo che testimonia come le giovani generazioni, sebbene indirizzate e coinvolte, sanno dare il meglio di sé. La speranza è che l'esperienza continui con altre scuole, conclude Anna Marino. A nome della scuola dei ragazzi, il docente Giacomo Daina
con alle spalle una proficua esperienza di assessore comunale alla solidarietà sociale al Comune di Agrigento, ho voluto ringraziare l'Associazione dei Volontari di Strada, la Presidente Anna Marino, per la bellissima lezione di vita data ai nostri ragazzi. E il coordinamento nazionale del sindacato USB Trasporto Pubblico interviene ancora una volta sulla sentenza in merito al reintegro dei lavoratori della TUA di Agrigento e sulla recente sentenza dello scorso 5 febbraio che ha scagionato i 10 lavoratori licenziati nel 2017. Il coordinamento nazionale del sindacato USB Trasporto Pubblico Locale interviene oggi sulla sentenza in merito al reintegro dei lavoratori della TUA di Agrigento, affermando come la recente sentenza del 5 febbraio scorso emersa dal Tribunale di Agrigento, sezione penale, ha scagionato 10 autisti licenziati dalla TUA SRL nel 2017, in quanto il fatto non sussiste. Una pronuncia che è arrivata dopo anni di battaglie legali sia in sede penale che in sede civile, con la conferma dell'illegittimità dei licenziamenti da parte della Corte Suprema, che ci impone, afferma l'USB Trasporti Nazionali, una seria riflessione sulla condotta aziendale e sulla gestione dei servizi di trasporti pubblici in Agrigento. È inaccettabile che un'azienda che gestisce il trasporto pubblico da oltre 40 anni, beneficiando di contributi regionali e operando in virtù di un contratto con il Comune di Agrigento con precisi obblighi contrattuali e normativi, si sia resa protagonista di una vicenda così controversa, licenziando nel 2017 circa il 50% dei propri dipendenti per poi vederli oggi reintegrati e infine scagionati. A nostro avviso questa vicenda, continua l'USB Trasporti Nazionali, solleva gravi interrogativi sull'affidabilità della TUA che, nonostante le ripetute sconfitte giudiziarie, continua a mantenere le proprie posizioni investendo ingenti risorse pubbliche, lasciando a casa con lo stipendio i lavoratori e dimostrando una grave mancanza di trasparenza e di rispetto nei confronti delle istituzioni. Dubbi che permangono anche sulla capacità dell'azienda agrigentina di gestire e garantire i servizi di trasporto pubblico per la nostra città, viste le numerose criticità anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti dei lavoratori. A nostro avviso, continua il sindacato nazionale USB Trasporti, questi sono tutti elementi che, oltre a indurre gli organi competenti ed enti di controllo all'avvio di un'approfondita verifica e indagine sulla gestione della TUA, verificando se l'azienda operi nel pieno rispetto dei contratti e delle normative vigenti, nonché se i contributi pubblici siano impiegati in modo corretto, ci impongono una seria e doverosa riflessione sul futuro del trasporto pubblico locale nella città di Agrigento. I trasporti pubblici non devono e non possono essere più oggetto di privatizzazioni selvagge, gestite da aziende che di tutto fanno tranne che garantire servizi sicuri, dignitosi ed efficienti. La città di Agrigento, conclude l'OSB Trasporti Nazionali, merita trasporti pubblici affidabili, gestiti con trasparenza, nel pieno rispetto delle norme e della legalità, a tutela dei diritti dei lavoratori e dei cittadini. Racalmuto cardioprotetta, donato un defibrillatore dalla locale associazione Carusi nel corso di un convegno che si è svolto presso la Fondazione Sciascia. Le interviste ai protagonisti. Racalmuto si muove per proteggere la propria comunità con un defibrillatore che viene consegnato dalla vostra associazione. Sì, oggi finalmente Racalmuto sarà cardioprotetta grazie alla donazione di un defibrillatore che, insieme al contributo di tanti cittadini volontari che hanno voluto sostenere questa iniziativa, è un'iniziativa lodevole di carattere collettivo, e insieme a tutti i soci, con la collaborazione dell'ASP di Agrigento, la collaborazione del Comune di Racalmuto, è venuta fuori un'iniziativa abbastanza lodevole, e a breve sarà installato dal Comune di Racalmuto questo defibrillatore che sarà alle mani, a disposizione di tutta la comunità, e voglio ringraziare tutti i soci dell'associazione Carusi, ringrazio il reparto soprattutto di cardiologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, il sindaco, l'amministrazione comunale per aver accolto con attenzione e disponibilità questa lodevole iniziativa.
Dottore Caramanno, l'importanza, l'essenzialità e vitalità di avere una comunità cardioprotetta. Ma questo sicuramente rappresenta un primo passo per avere la cosiddetta città cardioprotetta. Significa avere in qualsiasi luogo dei defibrillatori che sono un mezzo salvavita indispensabile per far sì che si possa agire nel momento in cui un soggetto va incontro ad arresto cardiaco. D'altronde il tempo in questi casi è cruciale, per cui si deve intervenire entro 4-5 minuti ed è importante che una città ad esempio come Racalmuto, affinché sia protetta quasi a 360 gradi, ci siano dislocati in città diversi defibrillatori. Poniamo il caso, ad esempio, Racalmuto ha 12.000 abitanti, ci vorrebbero almeno 15 defibrillatori con un costo che non è tra l'altro eccessivo. Questo ci permetterebbe di salvare in futuro delle vite umane. Dottoressa Parrinello, l'importanza fondamentale, se non indispensabile, di avere un defibrillatore in una comunità, e Racalmuto si muove in merito. Diciamo che l'intervento del defibrillatore nell'interrompere aritmie maligne responsabili di un arresto cardiaco è tanto più efficace quanto più tempestivo esso venga effettuato, motivo per cui è auspicabile avere una distribuzione capillare dei defibrillatori, così che il soccorritore di una vittima di arresto cardiaco possa avere un accesso immediato al defibrillatore. Dovrebbe essere localizzato in punti di maggiore visibilità, chiaramente, ci auspichiamo che possa avere una distribuzione più capillarmente possibile. L'importanza, dottore Diana, di avere una località cardioprotetta. Sì, è fondamentale in questi tempi perché di arresto cardiaco si muore. In Italia 60.000 arresti cardiaci l'anno, secondo le recenti evidenze, e solo un quarto di queste accedono al defibrillatore, che manca nei territori, soprattutto in Sicilia, e mancano aree cardioprotette. Racalmuto, con questa pregevole iniziativa dei ragazzi dell'associazione Carusi, ha donato questo defibrillatore e ha donato la vita a quanti lo potranno utilizzare. È sicuramente un'occasione per ribadire l'importanza di questi dispositivi che rappresentano talvolta l'unica soluzione nel caso dell'arresto cardiaco, per consentire ai pazienti, agli sfortunati pazienti, di avere una chance di sopravvivenza. L'augurio nostro è che altri comuni vicini possano sposare questa iniziativa e imitare questa prestigiosa donazione, anche questo atto di generosità che è stato compiuto dai cittadini di Racalmuto per la loro comunità. L'importanza di avere lo strumento del defibrillatore in uso in una comunità è davvero importante, se non vitale. Direi che è indispensabile. Questo è il primo passo che faremo per Racalmuto, perché un defibrillatore è indispensabile, ma più defibrillatori per una comunità grande come questa sono necessari. Linea alla regia per la pubblicità. Inaugurata a Grotte la casa d'arte Pina Mazzara, celebre artista locale, che si pone come obiettivo quello di valorizzare il patrimonio artistico e culturale, promuovendo la creatività, l'innovazione. L'iniziativa è stata accolta positivamente da un vasto pubblico, presente il sindaco di Grotte Provvidenza, patrocinato dal locale Lions Club di Grotte. È stata inaugurata a Grotte la casa d'arte Pina Mazzara, intitolata alla celebre artista locale originaria di Santo Stefano di Camastra. La casa d'arte Pina Mazzara si pone l'obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale, promuovendo la creatività e l'innovazione, tramite l'organizzazione di mostre, laboratori didattici, conferenze, attività di ricerca storica e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico di Grotte.
Metti l'intervista al signore con la barba togliendo la prima domanda. Sì, questa è la casa dove negli ultimi anni la pittrice Pina Mazzara ha vissuto e ha esercitato naturalmente nella città di Grotte. Da qualche settimana, qualche mese abbiamo lavorato nel trasformare in un'associazione culturale la casa e quindi fare in modo che il suo nome possa essere valorizzato e conosciuto anche al di fuori della cittadinanza. Quindi l'associazione culturale oggi dà la possibilità di far conoscere lo spazio creativo ed espositivo che daremo per presentazione di libri, film, laboratori creativi, cioè di pittura, sceneggiatura, scrittura creativa e altri tipi di incontri che hanno a che fare con la cultura e l'arte in generale. In programma avete un calendario già? State lavorando? Avete un'idea? Praticamente abbiamo già qualcosa di pronto per Pasqua. Da lunedì già cominceremo a stabilire le prime date con alcuni artisti che non sono soltanto siciliani. Quindi pittori, fumettisti e 2 o 3 presentazioni di libri. Aspettiamo ora le conferme per le date per poi mettere a conoscenza tutti gli iscritti e gli associati dell'associazione. Cosa rappresenta quest'artista alla quale avete comunque voluto intitolare un'associazione? È un'artista che comunque nella città di Grotte ha contribuito parecchio sia come insegnante a gran parte della cittadinanza che lavorando per arricchire alcuni spazi della città, dal Calvario, la chiesa, il comune, collaborando anche con altri artisti e partecipando a diverse mostre nazionali e internazionali. Quindi era il momento di far conoscere maggiormente il suo nome e a suo nome organizzeremo appunto questi laboratori, eventualmente anche un premio e una borsa di studio. Le particolarità dell'espressione artistica di questa pittrice? La sua particolarità è che ha sempre messo in primo piano le figure femminili, la donna, la sua indipendenza, la forza e anche un po' il mondo interiore che sia la personalità femminile può possedere, ma anche l'essere umano in generale. Quindi la maggior parte della sua pittura raffigura donne con altre donne che appaiono nello sfondo in maniera evanescente, che appunto fanno capire che c'è di più oltre l'apparenza. È un'espressione artistica esclusivamente figurativa? No, poi come molti pittori c'è sempre un periodo dedicato a una particolare raffigurazione, quindi poi ci sono, come si può notare da alcuni dei quadri esposti, ci sono natura in posa, libri, scenografie, alcuni paesaggi e soprattutto appunto a Pasqua metteremo in mostra i suoi quadri che rappresentano cortili e spazi che hanno raffigurato la città di Grotte. Dunque un lavoro pittorico che assume anche un valore di ricerca storica e di memoria per il futuro. Sì, anche se questa caratteristica la presenta maggiormente nella sua raccolta di oggetti che hanno a che fare con i mestieri e le arti antiche, tant'è vero che la Casa d'Arte Pina Mazzara ha anche un piccolo museo che in realtà era uno dei suoi spazi dove lei dipingeva, uno dei suoi primi atelier, che sarà adibito alla mostra di oggetti che lei ha raccolto nell'arco della sua carriera da insegnante e anche di pittrice. Originaria di Santo Stefano di Camastra, ha studiato a Palermo, poi si è trasferita a Grotte, insegnante di educazione artistica, giunge ai giorni nostri partecipando a mostre nazionali e internazionali. Ancora oggi è amata e seguita pittrice e insegnante in pensione. È stato un percorso molto bello perché ho avuto giovani che oggi sono tutti riusciti, chi è primario, chi fa parte di una multinazionale, veramente tutta gente tutti medici, quanti medici ci sono? Ma lei dipinge? Ho dipinto da sempre.
Dipinge, ma cosa in particolare l'ha ispirata? La figura mi è veramente nel cuore. E c'è un soggetto particolare che la ispira e in cosa la ispira? Ecco, è stata una ragazzina dagli occhi meravigliosi, forse stasera verrà, ormai già grande però. Comunque che è stata la mia musa ispiratrice proprio. Vedo tante donne nelle raffigurazioni, come mai? Sì, perché sarà che all'Accademia ho fatto un corso su il nudo, la donna, in genere. Venivano veramente delle figure che posavano per noi. E quindi mi sono affezionata alla figura della donna. Infatti lei vede tante donne nei miei dipinti, anche come figure sovrapposte. E avere adesso una casa d'arte intestata a lei, come la fa sentire? Bene, mi sento bene perché all'inizio questa dovrebbe servire a riunire dei giovani, fare delle riunioni anche tra di noi, così tra giovani, e insomma fare degli scambi anche d'arte, no? Parlare d'arte, di qualsiasi cosa. L'iniziativa, accolta da un folto e colto pubblico, è stata patrocinata dal Lions Club. Lei è una personalità Lions, ma anche un grande amico di Pina Mazzara. Ha collaborato molto con lei durante il suo lavoro di assessore. Ecco, cosa ci racconta di questa esperienza di collaborazione con quest'artista? La professoressa Mazzara è stata una donna sempre straordinaria e devo dire che la dimostrazione di tutto ciò è la presenza così, devo dire, massiccia della gente di Grotte. È la prova provata che lei ha lasciato il segno. Lei è stata docente qui alla scuola media e quindi devo dire onestamente che il suo modo di fare è stato veramente amabile da tutti e soprattutto è riuscita anche a coinvolgere i ragazzi, i giovani. Oggi per Grotte è un momento davvero importante perché si dà l'occasione comunque di lasciare qualcosa nella storia e quindi qualunque iniziativa di natura culturale è un'iniziativa che sicuramente impreziosisce e arricchisce in un momento così arido dal punto di vista valoriale. Io ritengo che un'occasione come questa è un'occasione anche di crescita per tutta la comunità e quindi avere a Grotte questa casa museo è un'occasione anche per attrarre nel nostro stato sempre nel nostro sogno la gente qui a Grotte. Tanti turisti sono convinti che verranno amanti dell'arte a visitare Grotte e anche altre cose. Grazie alla professoressa Mazzara, grazie alla figliola che praticamente la dottoressa Cinzia Monreale, che ha voluto di fatto che si costituisse una fondazione e sicuramente questa sarà una grande occasione anche di rilancio da questo punto di vista per la cultura Grotta. Questa sera a Grotte la Casa d'Arte Pina Mazzara propone uno spazio espositivo rinnovato e ricco di una proposta culturale molto varia. Sì, una proposta culturale molto importante per la nostra cittadina. La professoressa Mazzara ha operato, è stata una docente conosciutissima a Grotte, famosa non solo per le opere che ha realizzato ma anche per un approccio con gli studenti veramente meraviglioso, molto bello. Come sindaco non posso essere che orgoglioso per l'apertura di questa casa che accoglie le opere della professoressa, ma non solo le opere, la sua vita, il suo modo di fare arte, di fare cultura, e quindi questo è un momento importante per una cittadina come la nostra. Sono tante le iniziative culturali che organizziamo a Grotte e grazie alla figlia, al genero della professoressa che hanno portato avanti questo evento, questa manifestazione, avremo modo di collaborare. Già l'ho rappresentato più volte quando abbiamo parlato
fatto la prima volta di questo evento, di una proposta di collaborazione con il Comune, e quindi andremo avanti insieme, e ancora una volta confermo la grande soddisfazione come sindaco di avere queste iniziative nella mia cittadina. Passiamo alle notizie sportive. Continua purtroppo la serie negativa per la squadra dell'Akragas, che ancora una volta a Scafati prende il confronto con 3-1. In tanti si chiedono adesso quale sarà il futuro della squadra. Ce ne parla meglio Carmelo Lentini. Un Akragas molto concentrato, sospinto da un buon numero di tifosi al seguito, gioca a viso aperto contro la Scafatese, ma come succede spesso in stagione commette degli errori che risultano essere poi fatali e becca quindi 3 reti pesanti. La gara cambia volto quasi subito quando un infortunio ferma Palazzolo, sostituito da Sinator proprio al 4° minuto del primo tempo, e costringe il tecnico Favarini a rivedere l'assetto tecnico-tattico. Ma non si tratta dell'unico infortunio della giornata, e ben presto si aggiungeranno quelle di Salve e di Rienzo. Nonostante ciò, la compagine Temple riesce a rispondere bene alle folate offensive dei padroni di casa, e al 10° con Lofaso manca l'occasione propizia per sbloccare il risultato a proprio favore. La Scafatese, molto attendista, trova il momento giusto per infilare Dragan. Al 39° infatti l'esperto Foggia riesce a incuniarsi in aria e a mettere rete. Ad inizio ripresa Akragas sbilanciato nel tentativo di pareggiare le sorti dell'incontro, ma un pallone perso a centrocampo mette nelle condizioni Neglia di andare in contropiede e trafiggere per la seconda volta il portiere acragantino. La compagine dei Templi con generosità cerca di riaprire le gare e ci riesce al 65° con Lofaso, che sfrutta un traversone e di sinistro supera Becchi. Si riaccendono le speranze biancazzurre, ma al 72° arriva la doccia fredda. Santarpi approfitta di un rimbalzo favorevole e fa tris con un tiro beffardo e preciso. Arriva una nuova sconfitta che affievolisce le speranze di scalare la classifica, e domenica prossima l'Esseneto sarà sfida all'ultimo sangue contro una diretta per la salvezza, vale a dire il Sant'Agata. Dunque nuova sconfitta dell'Akragas, che rimane sempre più isolato in coda alla classifica, adesso a 4 punti dal Sant'Agata, che come ricordiamo e come abbiamo ricordato prima sarà il prossimo avversario domenica prossima all'Esseneto. Pari sofferto ma meritato per il Castrum Favara, che pareggia in extremis con il Paternò dopo il vantaggio iniziale. Il Sant'Agata si fa raggiungere sul pari dalla Cireale, mentre il big match della giornata per il salto di categoria in Lega Pro è stato vinto da un Super Siracusa che spugna il Granillo. Licata KO a Barcellona Pozzo di Gotto contro la locale Nuova Egea per 5-1. Nel campionato di eccellenza Girone A, prima sconfitta stagionale per la capolista Athletic Club di Palermo per mano di un'unità sciacca superlativa che si aggiudica i 3 punti grazie alla rete di Margaratini. Questa impresa isacense indirettamente rimette in discussione l'intero campionato, anche perché il Città di Gela, vincendo fuori casa con la Parmonval, si ritrova a un solo punto dalla compagine palermitana. L'unica a sorridere invece tra le agrigentine nel campionato di promozione Girone C è il Gemini, che ha vinto 1-2 sul campo del Castel Termini. Infatti l'Aragona si è arreso a Villarosa con il San Sebastiano con il risultato 2-1 con rete di Zammito, mentre il Camarate ha osservato un turno di riposo. In ogni caso la compagine della montagna conserva la vetta della classifica, in quanto la diretta avversaria Giarre non ha giocato per maltempo con il Santa domenica vittoria. Finisce con un pareggio per 2-2 la partita tra il Castrum Favara e il Paternò, giocata in casa. Ce ne parla meglio Giuseppe Moscato. Pareggio a suon di gol 2-2 tra Castrum Favara e Paternò. L'incontro disputato allo stadio Broccoleri di Favara, appesantito nel terreno di gioco per l'abbondante pioggia caduta per tutta la mattinata, ha fatto comunque vedere 2 belle squadre, 2 compagini degne di trovarsi nella
sezione medio-alta della classifica e desiderose di punti per raggiungere al più presto la quota salvezza. Una leggera predominanza da parte del Castrum Favara con gli uomini di Infantino che si sono resi più volte pericolosi andando in vantaggio su rigore realizzato da Baglione. Castrum Favara che poi si è costretta ad inseguire raggiungendo poi il pareggio nel finale di gara. Un punto ciascuno che, per come è andata la partita, può soddisfare entrambi gli allenatori, un punto che muove la classifica e fa ben sperare per un imminente roseo futuro per entrambe le formazioni. Ma sentiamo i protagonisti in sala stampa. Ma come è andata la gara, che abbiamo pareggiato alla fine, sì, però per la partita che hanno fatto i ragazzi no. Credo che il Paternò, che sta facendo un grandissimo campionato, sesto e settimo in classifica, credo che ha fatto solo il colpo di testa e il rigore come su mischia come quello nostro. Sono contento, non era facile perché il Paternò si difende bene, è organizzato. Sul 2-1 l'abbiamo provate tutte, abbiamo messo tutti gli attaccanti possibili, ma i ragazzi sono stati non bravi, bravissimi a recuperare questa partita che ci dà morale, ci dà punti, una gara in meno. Credo che con questo spirito credo che la salvezza arriverà prima della fine del campionato. Il copione preparato si è poi tramutato nel film in campo, oppure poi, come al solito, qualche mossa dell'ultimo minuto è stata necessaria? Ma la mossa è stata che prendi il rigore al 43esimo del primo tempo, dopo che abbiamo sbloccato la partita. Credo che abbiamo provato di tutto, abbiamo messo tutti i trequartisti come mezzale, con due attaccanti, credo l'abbiamo provate tutte e credo che anche i ragazzi che in precedenza hanno fatto altri ruoli si sono sacrificati, ma devo dire che questo gruppo è meraviglioso, questo gruppo si vuole salvare, come ho detto prima, con meno partite da giocare a fine campionato. Credo che siamo stanchi, io sono stanchissimo, credo che abbiamo fatto in una partita 3 partite, però c'è grande soddisfazione perché recuperare una partita contro questo avversario è solo da fare complimenti ai ragazzi. Un punto che, visti anche gli altri risultati, insomma, muove bene la classifica. Questo campionato è difficilissimo. Muovere la classifica e fare punti con questi avversari credo che ti dà morale, ti dà coraggio, ti dà consapevolezza che contro un avversario che sta facendo un grande campionato, secondo me abbiamo fatto un'ottima partita. E poi dai, alla fine un grande applauso dalla tribuna. No, ma questo io li devo ringraziare, credo che hanno capito lo sforzo fisico, lo sforzo mentale che hanno fatto questi ragazzi per ricimolare punti, per portarci alla salvezza, e credo che l'applauso è meritato. No, ce la siamo giocata come sempre, sicuramente sapevamo la difficoltà della partita, è una partita che alla fine si è decisa su episodi, 2 rigori, alla fine siamo riusciti a trovare il pareggio e va bene così. Dalla tribuna davamo il gol a te oppure a Varela? C'è stata una mischia, io l'ho toccata, ma credo che l'ultimo tocco è stato di Nacio, quindi l'importante poi la palla sia entrata. Un punto in più che smuove la classifica. Continuiamo con il nostro percorso e speriamo di raggiungere la quota salvezza il prima possibile. Visto una bella partita, giocata a viso aperto, con 2 squadre che stanno dimostrando di avere carattere nel campionato, quindi per me è un pareggio giusto. Il primo tempo abbiamo fatto bene, il secondo tempo abbiamo chiuso tutti gli spazi, abbiamo attaccato, abbiamo creato tantissimo. Sono partite che possono essere anche viste in un altro modo, però il pareggio è giusto. Giocando in casa forse il Favara doveva usare un po' di più? Favara ha usato, io non lo so se ho visto bene, ma se ho visto la partita non mi sembra che Paternò abbia tirato mai in porta, quindi che doveva fare di più quello che ha fatto? Ha cercato di vincere la partita, ha giocato sempre la loro metà campo, ripeto,
Vogliamo dire che il pareggio è giusto, ma secondo me nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosina in più. E come al solito Favara al secondo tempo sembra una squadra con una marcia in più. No, Favara gioca sempre nella stessa maniera. Il problema è che a volte le partite nascono da episodi, sia da una che dall'altra parte. Quindi, anzi, siamo stati bravi a rimontare il risultato, non era facile contro questo Paternò. La classifica si smuove un punto in più e come avete detto fin dall'inizio del girone di ritorno, adesso gli scontri diretti sono importanti. Ogni punto diventa oro, perché noi dobbiamo guardare sempre quelli che ci stanno dietro, mai quelli che ci stanno avanti. Quindi se oggi abbiamo allungato un punto, noi dobbiamo giocare sempre per fare punti e cercare di finire il prima possibile il discorso salvezza. Sì, hai detto bene, è stata una partita bella, una partita devo dire agonisticamente dai toni alti, ma questo già si sapeva. Purtroppo siamo in una parte di campionato dove i punti contano e contano anche tanto. Questo è un campo difficile contro un'ottima squadra e credo che oggi il Paternò ha fatto un'ottima partita. Siamo andati sotto, siamo riusciti a ribaltarla. È un peccato, poi a prescindere dal fatto che il Favara possa o non possa meritare magari un risultato positivo, però è un peccato per noi perché questa penso che sia la seconda o la terza partita che buttiamo punti al 90°, è successo in altre partite e questa è la cosa che mi dispiace. Però i ragazzi non posso rimproverare assolutamente nulla, hanno fatto un'ottima prestazione, sono contento di quello che stiamo facendo, abbiamo fatto un cammino importante anche perché detto dagli addetti ai lavori all'inizio credo che eravamo le squadre, sia noi che il Favara, le squadre che candidate a lottare per la retrocessione e credo che entrambi ci stiamo meritando un posto in classifica importante. Se il campionato finisse adesso credo che entrambi squadre saremmo salve, quindi questo secondo me è un motivo d'orgoglio e questa è la cosa più importante. E questo è tutto per TVA Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.